condivido tutte le esposizioni fatte finora, per raccontare un attimo la nostra esperienza, perché a Londra, vi immaginate, stiamo assistendo a una grande emergenza migratoria, molto diversa ovviamente, molto meno drammatica di quella che riguarda le nostre coste, ma non di meno importante. Londra stiamo ricevendo qualcosa come 2000 ragazzi al mese, soltanto al mese, di arrivi al netto, vuol dire un aereo Ryanair pieno di italiani ogni 2 giorni. Si stimano nel Regno Unito 550.000 cittadini italiani, gli iscritti all'aereo ovviamente sono molto di meno. Questo per farvi rendervi conto che sta emergendo una comunità londinese di lingua italiana nel Regno Unito, molto diversa, questo tipo di immigrazione è molto diverso da quello che ha visto il Regno Unito negli anni 90 e gli anni 2000. Dopo la prima immigrazione negli anni 60 e anni 70, negli anni 90 e anni 2000 avevo ricevuto tantissimi ragazzi che venivano magari a fare certi tipi di studio, certi tipi di lavoro, di figure professionali, molti loro anche per cercare un'emancipazione sessuale, perché in certi paesi del sud avevano problemi abbastanza importanti, mentre nel Regno Unito era diverso. Ma da 2 anni a questa parte c'è un ritorno a quella che era la prima immigrazione del dopoguerra. Famiglie intere che vengono senza parlare inglese, conoscendo poco i loro diritti, che vengono a trovare un lavoro magari con un salario molto superiore a quello che trovano in Italia, e quindi c'è un ritorno. E noi per questo motivo come circolo abbiamo cercato di prendere la sfida della rappresentanza. Abbiamo creato una lista con la quale ci siamo candidati ai comites, Moving Forward, con tante altre associazioni sul territorio, anche con SEL. Abbiamo preso quasi il 30% dei voti, 5 seggi su 18, proprio per cercare di rispondere alle necessità e ai bisogni di questa comunità nuova che si sta creando, non solo anagraficamente, non parlo solo in termini anagrafici. E quindi questa sfida della rappresentanza, abbiamo 2 grandi sfide, quindi dice il tempo, non voglio dire perfetto. 2 grandi sfide: la prima, contrastare le politiche di immigrazione scellerate del governo conservatore di Cameron. Avrete visto tutti sui giornali come sta cercando di impedire l'arrivo di nuovi lavoratori comunitari senza lavoro. Questo va al di là di dire che negli ultimi 10 anni gli europei nel Regno Unito hanno contribuito quasi 20 miliardi di sterline all'erario inglese in maniera netta, ma al di là di questo va detto che l'Europa è qualcosa che l'Europa è più ricca se l'Inghilterra resta nell'Unione. Comunque ovviamente noi siamo contro un'Europa fai da te, in cui un paese sceglie quello che preferisce e dice solo quello che gli piace e niente. Quindi soprattutto su questa battaglia abbiamo il referendum sull'Unione Europea che arriva a settembre 2016. Io invito tutti i parlamentari Eugenio e tutti quanti a venire nel Unito e a darci una mano con le iniziative che noi faremo per combattere e per appunto promuovere che l'Inghilterra e il Unito resti nell'Unione Europea. Ma oltre alla sfida della rappresentanza con la quale noi ci siamo misurati, stiamo cercando di intercettare queste nuove ondate migratorie del nostro paese. Noi pensiamo anche che come circoli all'estero dobbiamo fungere un po' da importatori di geni positivi o di idee delle migliori esperienze del paese in cui siamo. Quindi io mi ricordo i dibattiti del nostro partito sulla circoscrizione estero, cui non pochi erano proprio contro l'idea che gli italiani all'estero avessero i loro rappresentanti, no? L'idea era: uno vota nel paese in cui abita, cioè, se tu vai all'estero, cavoli tuoi. Quindi perché tu, che magari sei nato discendente di italiani in Argentina, hai più potere di votare sulla politica italiana, quando invece le nostre collaboratrici domestiche, magari delle Filippine, sono qui da 20 anni, non possono neanche votare, magari non pagano le tasse. Ora, questo è un ragionamento che ha un certo senso, secondo noi è nel discorso della riforma della cittadinanza. Però secondo me è importante che abbiamo una rappresentante del Consiglio estero. Perché? Per trovare le soluzioni a quei problemi che determinano la partenza di tutti i miei coetanei, come i problemi sulle pari opportunità, sulla meritocrazia, sul diritto allo studio, sulla ricerca e l'innovazione. Per questo bisogna i rappresentanti nostri della circoscrizione estero, degli italiani all'estero, da sempre una comunità, secondo me, negli ultimi anni che è stata considerata di serie B. E per questo sono assolutamente, in questi 10 anni abbiamo portato quasi 10 anni di deputati della discussione estero hanno portato risultati positivi. Io vi dico solo due cose fatte concrete che sul nostro territorio abbiamo visto ha funzionato: l'IDL Prime o adesso l'estensione di controesodo. Controesodo, per chi non lo sapesse, è un pacchetto di misure che sgrava gli sgravi fiscali per i professionisti o i ragazzi che vogliono tornare in Italia. Magari non costituisce la ragione per la quale uno torna nel paese, però sicuramente, ve lo dico perché lo vedo, aiuta c'è un motivo per restare. Ma ci sono molte altre cose da fare, tantissime altre cose da fare, sul precariato giovanile, sull'imprenditoria giovanile. Noi a Londra, ovviamente io lavoro nel campo della finanza,
abbiamo tantissime ragazze che dopo gli studi, no, uno viene allora per gli studi, giustamente, in inglese per fare l'inglese, magari vuole fondare un'azienda, vuole tornare in Italia, no? Per dare un contributo al paese, torna e dopo qualche mese ritorna in Inghilterra, perché gli sgravi fiscali, gli incentivi all'imprenditoria giovanile in Inghilterra restano comunque superiori a quelli del nostro paese. Non facciamo abbastanza, noi non facciamo abbastanza sui giovani imprenditori. Sono delle campagne militari, non voglio entrare nel tecnico, ma ci sono tante altre cose che possiamo fare. Il programma SACE nel Regno Unito sta attirando giovani imprenditori da tutta l'Europa. Se noi dobbiamo creare crescita, sono queste le esperienze che dobbiamo copiare, sono queste le esperienze che dobbiamo importare. E noi solo su questo motivo, oltre alla rappresentanza come PD Londra, abbiamo fondato dei gruppi di lavoro proprio su questi temi: teoria gender e le pari opportunità, innovazione, economia e lavoro. Ed è su questo che ho un altro appello. Noi dobbiamo completare il lavoro del Jobs Act, noi dobbiamo introdurre il salario minimo in questo paese. È un'esperienza che in Inghilterra è stata fatta nel 97, contro tutte le accuse, ma creiamo meno lavoro, ci saranno problemi enormi, e invece no, l'Inghilterra ha avuto un successo del salario minimo. Nel nostro paese ovviamente i contratti nazionali hanno dei salari minimi per il 60% dei nostri lavoratori, il che i salari minimi nazionali si estendono a un altro 20%, l'80%. Resta un 20% dei lavoratori italiani che non godono di un minimo salariale, e il 10% dei nostri lavoratori in Italia sono working poor, vuol dire che il loro salario è inferiore al 60% del salario mediano. Quindi io chiamo, mi appello, Jobs Act parlava del salario minimo, dove è finito? Questa è un'altra tematica che secondo me è importante, proprio sull'esperienza del Regno Unito, proprio sull'esperienza di italiani che stanno arrivando in Inghilterra. Stage non retribuiti, che ne sono altri, però il salario minimo è veramente un lavoro su cui abbiamo lavorato come circa questi ultimi mesi. Concludo con solo un tormento voi sapete che la sinistra inglese sta attraversando una fase di profonda crisi. Vi parla qualcuno che è iscritto al Partito Laburista, militante del Partito Laburista, io abito a Islington, che è la costituency di Jeremy Corbyn. Il partito ovviamente è nella più vivace Corbyn mania. Come sapete tutti, ci abbiamo alla vittoria, il 10 settembre ci sono le primarie, ci abbiamo la vittoria di Corbyn. Cos'è questa crisi del Partito Laburista? Praticamente è un dibattito lasciato irrisolto dell'epoca Blair. Con Miliband non si era risolto, il che ha causato la nostra sconfitta, perché si cercava di fare contenti tutti, da una parte di sinistra tassando l'immobile per fare tesoro di questa esperienza di governo e coltivare il campo liberale democratico, altrimenti questo succede in Inghilterra, succederà anche a noi se non investiamo su questo partito. Grazie.